scusi, voliamo alto e spariamo in basso, mi raccomando. A questo proposito, tra l'altro, volevo fare una bella volata in alto perché il nostro conoscente, No. il buon Andrea Cionci, ho visto che ha pubblicato una bella vignetta, credo della disegnatore o della disegnatrice di Libero, una vignetta su di me, e devo dire che non posso che ringraziarlo. Mi ha fatto davvero molto piacere, mi ha fatto ridere, perché vedete, a volte... È pubblica questa vignetta? Sì, un amico me l'ha segnalato sul canale Telegram di Andrea Cionci. Sono andato a vedere sul canale Telegram di Cionci per la prima volta e ho trovato questa. Adesso voglio farvela vedere, vediamo se riesco. Guarda, facciamo così, Gaetano. Mi ha fatto molto piacere, devo dire, lo ringrazio sinceramente perché mi ha fatto ridere, perché una delle caratteristiche che io credo che ci dovrebbe caratterizzare tutti, scusate l'ingarbugliamento di parole, è quello di essere un po' uno autoironici e un pochino ironici, cioè ridere un pochino. Adesso qua vediamo, è andata a finire questa bella immagine. Eccola qui, perfetto. Adesso la trasciniamo qua e poi la mettiamo dentro a questa cosa qui. Allora, facciamo così, voilà, così, e credo così si possa fare, no? Ok, boh. Riesci a condividerla, Gaetano? Sì. E vorrei farvela vedere perché mi ha fatto piacere, perché che mi prendano poi in giro mi fa anche piacere, mi fa ridere anche a me, perché io credo che si debba prendersi sul serio e prendere sul serio la vita, ma nello stesso tempo bisogna anche sapersi prendere un po' in giro e ridere un pochino anche delle cose che ci capitano e che noi stessi viviamo, altrimenti diventiamo troppo seriosi, troppo pallosi e non siamo neanche più tanto credibili. Allora, questa bella vignetta che mi ha fatto, fatta in occasione, fa vedere anche le persone, in occasione delle due, cos'è stato? Dell'intervista che abbiamo fatto su Ancora Italia TV. Ecco, su Ancora Italia TV. Ecco, vedete, adesso si riesce anche a ingrandire, poi non si riesce a ingrandire. Sì. Probabilmente, eccolo, sì. E c'è il diavolo che mi suggerisce, mi fa le domande prima dell'intervista. Cominciamo? Mi chiede, e io rispondo sì. Munus e Ministerium? Sono sinonimi. La storia della Chiesa? Papa Benedetto XVI poteva anche non conoscerla. Effettivamente io sono filosofo, laureato e dottorato in filosofia e non mi ricordo tutto a memoria, anche perché non pratico la filosofia tutti i giorni come un professore di filosofia che insegna di storia della filosofia, che insegna tutti i giorni quelle robe lì e le sa a menadito. E magari le pretende anche dai suoi studenti che non possono imparare a menadito come lui le sa, che le pratica tutti i giorni. E quindi non mi stupisco che anche Papa Benedetto potesse non conoscere elementi di storia della Chiesa, quindi comunque mi ha fatto ridere lo stesso. Codice Ratzinger? Come Codice Da Vinci. Effettivamente. Diritto canonico? Scarsamente rilevante. Effettivamente. Poi voglio fare un piccolo commento sulla questione, Gaetano. Cionci? Come Dan Brown. Bene, dice il diavolo, sei pronto, puoi farti intervistare. Vado. Bene, e la cosa singolare è che vedete c'è la mia, come si chiama, la caricatura di me stesso, che devo dire mi ci riconosco abbastanza, mi piace che sono vestito da scolaretto. Vorrei ricordare però a Colella, non so se è un disegnatore o una disegnatrice, che io alle scuole elementari portavo esattamente quel vestito lì, però invece che blu era nero, perché a quel tempo, stiamo parlando ormai di 50 anni fa, io portavo il grembiule nero con il fiocchetto azzurro e il colletto bianco. Invece le fanciulle portavano sempre tutto nero, però il fiocchetto solo era rosa. Ecco, poi dopo ho cambiato, in quinta elementare ho cambiato, e invece le fanciulle portavano il grembiule bianco, però già non mi piacevano queste modernità, no, non mi garbavano. Ecco, fai vedere di nuovo l'immagine, forse non si vede tanto bene, ma fai vedere il mio ritratto, vedete lì, ecco così, proprio sono proprio io